Furtwängler, maestro più che direttore eccelso, dichiarò che nella musica dei grandi classici concorrono parimenti i nervi, i sensi, l'animo e la ragione. L'invenzione del particolare scaturisce dal tutto ed il tutto dal particolare. Non pensavano diversamente Michelangelo e Leonardo. Il primo cercando nella pietra il particolare che nel tutto lui aveva in mente. Il secondo analizzando gli ingranaggi che rendono l'insieme una macchina speciale. E se è vero che la musica ci mette in comunicazione con il moto dell'universo, probabilmente è associabile all'arte figurativa. Entrambe, pur con supporto e strumento diverso, realizzano con nervi, sensi, animo e ragione metafisiche visioni, sogni, illusioni che ci consolano nel nostro esistere. Proviamo. Carlo Gesualdo, principe di Venosa, vissuto a cavallo del XVII secolo, nipote di Carlo Borromeo, dopo aver scoperto ed ucciso la moglie Maria d'Avalos e l'amante Fabrizio Caraffa, da Napoli rifugiò a Ferrara, coltivò l'arte musicale e fu l'ultimo madrigalista italiano. La sua tecnica, apparentemente casuale ed imprevedibile, in verità di precisi accordi a sfumature dissolventi, specchio di una realtà, quella rinascimentale, in transizione ci trasmette la febbrile charade fuori luogo e tempo di Hieronymus Bosch nel Giardino delle Delizie. Claudio Monteverdi, pressoché coevo di Gesualdo, nacque a Cremona, città di Lituai. A Mantova sposò Claudia Cattaneo. Venezia lo risucchiò in un mondo sempre mutevole, quindi moderno, amaliante e sublime come le dame del Parmigianino, il pittore del lusso sognante. Alessandro Scarlatti, palermitano, fu padre e compositore prolifico. L'aria di Napoli ne favorì la fecondità. Amante del dolce vivere, colto e consapevole dei chiaroscuri esistenziali, non poteva che essere malinconico. Alcuni titoli dei suoi melodrammi sono ossimori. Tutto il mal non vien per nuocere. Prigioniero fortunato. Domenico Beccafumi, il pittore delle invenzioni prospettiche e dei riverberi molto artificiosi, capace d'esprimersi con facilità, poiché ignora il fine del suo agire, così lo dipinge il Vasari, è per noi a lui associabile. Antonio Vivaldi, il prete rosso veneziano, dalla melodia descrittiva, liscia, filante, quale barca a vela a sera in laguna, tutta smalto ed oro, come le tavole auree di Antonio Vivarini. Giovanni Battista Pergolesi,
un romantico partenopeo capace di brillare nell'opera buffa quale Lo frate innamorato e nella musica sacra con lo Stabat Mater, ci piace associarlo a Jean-Antoine Watteau, pittore che amò la commedia dell'arte italiana e per amore di una bella dipinse. Johann Sebastian Bach, il patriarca dell'armonia e del contrappunto, l'epico pintore della realtà, il sublime geometrico, l'esoterico matematico, spinto da un Dio che gli negava il riposo del cuore e l'abbandono del cervello, lo vediamo nel sorriso inquieto della Gioconda di Leonardo. Handel Georg Friedrich, tra contrappunto tedesco e sensualità italica, trascende la storia, l'epica, per toccare il mito, senza raggiungere l'epopea che sarà di Beethoven. La sua musica è esplosione di fuochi d'artificio, accensioni che si rincorrono senza sosta, ritrovando fluidità nella caduta, nell'adagio. Il suo messia è michelangiolesco ed è al tornabuoi che noi l'associamo. Wolfgang Amadeus Mozart è il genio del pastiche, l'infante trionfante, la sovranità della leggerezza, l'innocenza del creatore, il rivoluzionario eterno. Victor Eugène Delacroix, figlio naturale di Maurice de Taillevent, un padre ingombrante come fu quello di Mozart, esordì giovanissimo e solo dopo virulente critiche dell'Accademia francese riuscì, nella luce mediterranea, a dare testimonianza della sua abbagliante natura creativa. Ludwig van Beethoven, il grande veggente della catastrofe, il sordo che più di tutti sentì le energie telluriche combattenti, i conflitti d'una natura perpetuamente in divenire verso catarsi momentanee. Tiziano Vecellio, il cadorino innovatore, il giocatore poliedrico del colore che alla fine di una lunga e fortunata vita troverà il dinamismo del dolore. Gioacchino Antonio Rossini, l'acceleratore del preludio, del ritmo per scavalcare vecchiaie morte, allontanandola in velocità. Stendhal lo definì il Voltaire musicale, ma in Rossini nulla vi è di adulto e nell'epidermide scorre la sua profonda joie de vivre. Jacopo Robusti, detto Tintoretto, il furioso tintore, il padre lo era di stoffe, per tutti il veloce, trovò sfogo nell'agitato movimento delle sue figure. Frédéric Chopin, il polacco triste, consumato da passioni elegantemente espresse nelle composizioni per piano solitario, è il creatore della bellezza funebre, similmente ad Antonio Canova, l'erudito scultore del liscio, del formalmente ideale, dell'anatomicamente raggelato nell'adolescenza infertile. Franz Liszt, il borghese ungherese, virtuoso pianista e ricercato amante dalle dame dell'aristocrazia europea,
indulgente, compiaciuto di impreviste improvvisazioni compositive e mondane. Lo vediamo divertito accanto a René Magritte ad osservare gli esterrefatti spettatori di oggetti traslati in dimensioni inesplorate. Robert Schumann, il dolce amaro compositore, fragile nell'inciampare in amori assoluti e fatui, che la moglie Clara salvò dalla deriva dell'oblio. Egon Schiele, il pittore dell'inconscio, del disagio interiore, del sofferto rapporto con il sesso femminile, è il suo simbolo. Richard Wagner, il totalista, che chiude in bellezza, oppresso dall'horror vacui, che ogni nota assorbì per pieni, duri da smaltire, in contrasti distruttivi per attimi sublimi, ci ricorda Arnold Böcklin, il simbolista creatore di mondi ossessivi, definitivi, assoluti, oltre la porta della morte. Johannes Brahms, dal passo lento, sicuro, equivocato da ideologie marziali, procede indifferente, avanza per divertimento, senza fretta ad arrivare. Peraltro, dal suo tavolo poco si mosse e con mano ferrea ci guida dalle tenebre del niente al vuoto siderale. Il saggio sa quando ogni movimento è vano ed il ricordo, viaggio mentale, entra compiutamente nella vitalità. Peter Paul Rubens iniziò fuggendo, infante, dalle guerre di religione e nell'allegoria, metafora del vero, verità distillata, trovò pienezza realizzativa. Giuseppe Verdi, il cantore dell'epopea nazionale, il melodico narrante, il vate garibaldino di ogni popolo oppresso. Giovanni Fattori, con le sue ronde, assedi e battaglie, è il pittore del Risorgimento italiano. Claude Debussy si dissolve nel preludio, si dissocia dalla grande musica europea rivolgendosi all'uomo in cerca di nuove libertà, l'individualismo musicale nazionale, con Parigi al centro dell'arte moderna. William Turner, in Francia, dipinse Honfleur prima di ogni impressionista, sciogliendola nella luce marina. Richard Strauss, dotato di strabismo, con occhio nostalgico ripiangeva i timbri armonici, con l'altro, ironico, vede moltiplicarsi i toni. La dedacofonia lo tocca senza contagiarlo. Gustav Klimt, nelle sue icone dorate, inserisce l'eros rivoluzionario con baci, abbracci, passioni purificate dal bagno dell'arte musiva. Éric Satie frantuma ogni pompierismo, telegraficamente s'esprime facendo della brevità il fulcro del diletto. Miro pensò d'uccidere la pittura, dipingendo sincopaticamente. Arnold Schoenberg, l'aritmico armonico,
che trasfigurò la notte in epifania di verità celate, lo associamo a Kandinsky, il cavaliere azzurro dell'astratto, il compositore di macchie prospettiche, il rivelatore dell'essenza del colore, della gerarchia cromatica, ordinata con precisione rinascimentale, secondo leggi spirituali che l'emozione conosce. Igor Stravinsky conclude il nostro canone europeo con la tonalità organica, quindi umana all'udire, il genio dell'inizio che si moltiplica in indizi che esplodono in sagre di inesauste primavere. Il poliritmico seriale Pablo Picasso può con lui dialogare.